Onorevole, parliamo di questa mancanza d'acqua, di questa provocazione che il sindaco Miccichè ha voluto lanciare di restituire, diciamo, il titolo di capitale della cultura. Ecco, il vostro impegno quale sarà anche al Parlamento, non so, anche regionalmente? Diciamo che purtroppo il problema dell'acqua non solo ad Agrigento ma oggi è un problema nazionale, quindi diciamo che affrontare questa tematica è veramente delicata e spinosa. Bisogna cominciare a capire come affrontare soprattutto il nostro territorio questa emergenza, perché è un'emergenza che io ricordo, ero piccolo e si parlava della mancanza d'acqua, oggi ho 43 anni, giugno faccio 43 anni e si parla ancora di questo problema emergenziale, quindi vuol dire che negli anni si è fatto poco o magari quello che si è fatto non è servito veramente a sostituire questa emergenza. Quindi diciamo che secondo me bisogna aprire un tavolo tecnico sia con la regione che a livello nazionale per materialmente capire se si devono costruire nuovi invasi, se bisogna aprire un dissalatore, cioè bisogna capire cosa bisogna fare, ma una cosa è sicura, una cosa è certa, intanto dobbiamo immediatamente capire sull'emergenza come intervenire e poi magari cominciare a fare dei progetti più strutturali. Ma oggi materialmente dobbiamo capire come affrontare l'emergenza che c'è oggi, e siamo ad aprile, ma comunque abbiamo un'estate davanti e come sappiamo non piove da mesi in Sicilia e quindi quello è il problema purtroppo che meteorologico non ci possiamo fare niente, nessuno può. Ecco, il prefetto parlava di sequestrare i pozzi anche perché dico, le autobotti continuano a viaggiare, quindi ci sono delle riserve idriche. Io credo molto sia nella giustizia che sia nelle forze dell'ordine, quindi diciamo che nel loro lavoro, anzi io tifo per loro, quindi, e ogni giorno lavorano veramente per il bene di questo territorio, quindi saranno loro a fare i giusti sopralluoghi, le ispezioni e se ci sono delle illegalità e delle irregolarità naturalmente li sequestreranno.